Ciao, sono Alessandro del team Ridge Monkey Italia. Oggi vi faremo vedere come adoperare al meglio il combi drill. Innanzitutto, il combi drill è un trapano provvisto di due punte, una da 6 mm, lo sfiliamo, e l'altra da 8 mm. Questo ci permetterà, in base alle esche che andremo ad utilizzare, di scegliere due diversi diametri di sughero. Ovviamente questo andrà ad incidere sulla galleggiabilità delle nostre esche, che in questo caso sono due boyless, ma potrebbero essere benissimo delle particles. Ora andremo a vedere due diverse opzioni di utilizzo. Su questa esca da 20 mm farò un foro passante con la parte della punta di 6 mm. Per quest'ultima ho selezionato i cork sticks da 6 mm, inserendolo dentro alla mia boyless, rendendola così bilanciata. Andrò poi ad innescare l'esca dalla parte in cui non ho effettuato il foro, ovviamente. Così potrò bloccare il sughero al suo interno. Ora vedremo il secondo metodo. Per quest'esca da 30 mm stavolta non farò un foro passante, ma mi fermerò a circa metà boyless. Stavolta ho invertito la punta del mio combi drill e ho utilizzato la misura da 8 mm, andando ad utilizzare i cork sticks della medesima misura. Inseriamo il cork sticks al suo interno, tagliamo l'eccedenza. Stavolta innescherò la boyless dalla parte del sughero. All'interno il cork sticks rimarrà bloccato dall'esca, all'esterno il mio stopperino manterrà il tutto ben saldo. Ora andiamo a vedere insieme il risultato. Spero che questo video possa esservi stato d'aiuto. Iscrivetevi al nostro canale YouTube Ridge Monkey Italia. Non perdetevi i prossimi video.